Benvenuti a questo 28° concerto meridiano. Vi do il benvenuto come sempre da parte del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e del Rotary Club Conegliano, gli organizzatori di questa rassegna, i curatori di questo progetto Concerti Meridiani. Ringrazio come sempre il Comune di Conegliano per il patrocinio, l'iniziativa e per la messa a disposizione a titolo gratuito delle sale che ci ospitano. Ringrazio Vive TV che sta riprendendo e che sta trasmettendo in questo momento in streaming e che metterà a disposizione il filmato dell'evento su YouTube per coloro che avessero piacere di rivederlo. Ringrazio come sempre i nostri sponsor, quelli che sono segnati sul programma di sala e tutte quelle persone anonime che offrono affinché questo evento possa verificarsi tutte le domeniche qui a Conegliano a mezzogiorno. Oggi ho il piacere di presentare un nuovo ingresso, una scuola che aderisce per la prima volta e che ci accompagnerà in questo progetto. E si tratta del liceo musicale Giorgione di Castelfranco Veneto. Quindi oggi è una giornata particolarmente lieta perché il progetto si arricchisce di un nuovo contributo da parte di una scuola. In particolare, nello specifico, abbiamo 4 giovani musicisti. Abbiamo Gabriele Bettin alla fisarmonica, Coralida Riff al violino, Carlo Alberto Giaquinta alla chitarra e Mario Zanchin alle percussioni. Come sempre il concerto non avrà interruzioni, nel senso che i musicisti si esibiranno nei vari brani che sono previsti per oggi, senza soluzione di continuità, salvo naturalmente la possibilità di applaudire per il pubblico tra un brano e l'altro. Cedo brevissimamente la parola alla professoressa Miranda Cortés, o Cortese, italianizzato, di origine francese, ma prestata con grande nostro piacere alla istruzione dei nostri ragazzi. Prego Miranda. Grazie. Allora, di nuovo ringraziamo il Rotary per questa bellissima manifestazione dove oggi partecipiamo. Sono ragazzi di terza, della classe terza, e la nostra violinista Coralida Riff è della classe quinta. Brevemente quello che voglio dire è il presupposto che io amo, prediligo nei percorsi didattici con i ragazzi per quanto riguarda la musica d'insieme, ed è la conoscenza dell'eterogeneità, ovvero la possibilità di conoscere più repertori, e questo applicandolo in questa materia che è la musica d'insieme. Come potrete sentire d'altra parte dopo quando suoneranno tutti e 4 nella formazione completa. Ma iniziamo con Gabriele Bettin da solista.
grazie di cuore a nome degli organizzatori, a nome del pubblico, grazie. Siete stati davvero fantastici. A riprova del fatto che proponiamo musica di tutti i tipi, avete fatto musica di tutti i tipi stamattina pur in uno spazio di tempo così breve. Allora, come ormai consuetudine, con l'incoming president del Rotary Club Conegliano vi consegniamo gli attestati della partecipazione a ricordo di questa mattinata e per ogni buon fine. Quindi a Gabriele Bettin, il nostro fisarmonicista, perché tutti i ragazzi che studiano al liceo musicale suonano 2 strumenti, non uno. Pensate quanto sono bravi questi ragazzi che frequentano un liceo normale con tutte le altre materie del mondo, più 2 strumenti, quindi bravi. Doppiamente bravi. La strada, continueranno questa strada perché i concerti meridiani non finiscono qui, ce ne sono molti ancora da fare. A tal proposito ricordo che settimana prossima ci troveremo in Sala dei Battuti, quindi non qui ma giù in via 20 settembre, e avremo di nuovo la scuola Clara Schumann che ci invierà una bravissima violinista che è laureata in fisica, pensate, ed è non solo violinista ma anche docente alla tenera età di meno di 30 anni, perché lo sapete che il nostro progetto ospita soltanto artisti fino ai 30 anni e non di più. E come sempre ricordo che il progetto ha lo scopo di incentivare l'ascolto della musica, incentivare i giovani musicisti e le scuole che li preparano, e quindi vi ricordo di lasciare un contributo, se ciascuno quello che vuole, quello che può, ma di lasciare un contributo nella cassetta in fondo alla sala. Ringrazio Miranda Cortés che è la loro docente, la loro insegnante, e vi auguro una buona domenica come sempre. Grazie.